Prendiamo appunto la linea dal Veneto e con noi c'è Lucio Leonardelli in questa veste di ex consigliere comunale a Portogruaro. Leonardelli, ci sono state due proposte, da una parte il centrodestra proprio a Portogruaro che chiede 5 assessori al sindaco Antonio Bertoncello, il quale a quanto pare ne offre forse 3. Lei come la vede questa formula di avere assessori da una parte e dall'altra? Beh, intanto credo che sia, come dire, forse riduttivo parlare soltanto di distribuzione di posti, perché in effetti questo potrebbe essere anche fuorviante nei confronti dell'opinione pubblica. Diciamo che da parte della coalizione che ha sostenuto Angelo Tabaro c'è stata la richiesta di 5, più che altro perché si richiede quello che è il riconoscimento di una maggioranza che peraltro è stata anche avallata dal voto. Dall'altra parte è comprensibile sotto certi aspetti anche la posizione di Bertoncello, il quale evidentemente non vuole più di tanto, credo a questo punto, essere anche all'interno della giunta come dire, prigioniero in qualche modo da parte del centrodestra. Per quel che mi riguarda, voglio dire, è chiaro che io da un lato sostengo ovviamente la posizione del centrodestra, perché credo che il riconoscimento della maggioranza sia doveroso da parte di Bertoncello e dei suoi alleati. Io, se dovessi comunque dire la mia, ma questa è una posizione mia del tutto personale, sarei più che altro per non chiedere alcun tipo di posizione di presenza in giunta. Mi sembrerebbe forse una posizione migliore questa, nel senso che Bertoncello si gestisca pure i suoi assessorati, si accontenti pure tutte le sue liste, visto che ha tanti problemi all'interno delle liste che lo hanno sostenuto, per accontentare appunto le varie richieste, e quindi si faccia pure i suoi giochetti all'interno della giunta. Dall'altra parte c'è invece il controllo da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza, questa sì, da parte del centrodestra, e quindi c'è la possibilità di controllare in tutto e per tutto comunque l'operato della giunta e quindi anche dare quelli che potrebbero essere poi gli indirizzi amministrativi, politici e amministrativi per guidare la città. È ipotizzabile, Leonardelli, una giunta senza assessori che sono stati eletti tra i consigli, quindi assessori esterni? Ma questa potrebbe essere l'altra ipotesi, ad esempio. In effetti, ipotizzando anche un accordo tra le due coalizioni per dare un'amministrazione alla città, una delle soluzioni potrebbe essere anche questa, ovvero scegliere, diciamo, delle figure tecniche in qualche modo, quindi per figure non coinvolte direttamente con il mondo della politica, condivise dalle due coalizioni, magari con un accordo programmatico ben definito, e quindi questa potrebbe essere anche una soluzione, definiamola innovativa, tale anche da dare forse magari un po' maggior serenità ad una situazione politica oggi che è abbastanza tesa. Ecco, in questa fase potrebbe diventarlo ancora di più nei prossimi mesi. Entrerebbe lei in giunta con Bertoncello? Assolutamente no. Grazie a Lucio Leonardelli, la linea nuovamente a Pordenone.